Natale spento, ma non del tutto. Il caro bollette spinge i sindaci ad eliminare o quantomeno a ridimensionare le luminarie che solitamente abbelliscono piazze e vie cittadine. Anche nel Vicentino scatta il piano di austerity per molte amministrazioni che fanno i conti con gli aumenti in bolletta. A Valdagno, ad esempio, ci saranno gli alberi natalizi, ma non le consuete luminarie. Anche come segno di solidarietà nei confronti della comunità, mettere le luminarie ci pareva e ci pare un segno contraddittorio. Diversa la soluzione di Brendola, dove le luminarie, seppur con budget ridotto rispetto agli anni passati, saranno posizionate in prossimità degli esercizi di vicinato. E sicuramente saranno minori rispetto all'anno scorso perché abbiamo ridotto fortemente il budget, però non ce la siamo sentita di fare un Natale al buio. A Noventa Vicentina si pensa a mantenere attrattivo il centro, un tessuto economico che va sostenuto anche con le luci. Per quanto riguarda tutte quante le attività di attrazione che faremo con la Proloquio in piazza, legate anche ad addobbi natalizi e luminarie, ovviamente è un ragionamento che deve essere fatto anche valutando quest'ottica. Il destino delle luminarie natalizie è in forse ad Isola Vicentina, dove si valuta l'opportunità di limitare i tempi di accensione per ridurre i costi senza privare i cittadini della carezza del Natale. Credo che comunque anche ragionare su un'accensione ritardata e su uno spegnimento anticipato possa essere una soluzione di contenimento dei costi che adotteremo.